Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di Spettacciamercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a parlare un poco di calciomercato, ci sono delle varie notizie. Allora, io direi di partire subito dalla prima. Allora, riguardante Olivera Nottingham. Allora, se vi ricordate, ieri o l'altro ieri vi ho riportato che il Nottingham Forest era su Olivera e aveva già fatto un'offerta. Non vi posso dire. Però quello che vi posso dire è che il Nottingham Forest può migliorare l'offerta dopo, diciamo, dopo l'assalto che ha fatto e che io vi ho portato in esclusiva 2 mesi fa, no, 2 mesi fa, il mese scorso, poi è uscita su tutti i giornali la settimana scorsa, ma io già avevo anticipato tutto e praticamente Nottingham e il Napoli cercano di migliorare un po' l'offerta. Poi perché il Napoli cede questo Olivera? Perché ormai, vabbè, si è capito, non è più nei progetti di Conte. Quindi è un po' inutile andarlo a cedere, cioè andarlo a tenere in rosa e poi non farlo giocare. Sarebbe uno stipendio in più. E per sostituire Olivera, il Napoli starebbe pensando di prendere Joao Sanchez. Poi Tammy Abraham to Aston Villa. Here we go. Il West Ham ha raggiunto l'accordo con... No, scusate, non il West Ham, l'Aston Villa, mi sono confuso. Ha raggiunto l'accordo col Besiktas per 20 milioni di euro, inclusi dei bonus. Poi, come altra notizia, abbiamo non proprio una notizia di mercato, ma una riguardante il giovane che oggi farà le visite mediche a Milano, no a Roma, come si fa di solito. Perché? Perché da lì potrebbe pur raggiungere direttamente la squadra a Torino, la squadra del Napoli per Juve Napoli, perché si giocherà domenica domani alle 16. Cioè no, alle 16, alle 18, scusate. Però non penso che Antonio Conte lo farà giocare, perché non ha fatto nessun allenamento, è venuto, cioè, visita medica l'ha fatto oggi, quindi non penso. Poi, sempre riguardante Napoli su Allo Sanchez, vi posso confermare che questa qua è una notizia di Gianluca Di Marzio, io ve la confermo, che oltre al Napoli c'è anche la Juventus su Joao Sanchez. Poi Guido Rodriguez to Valencia. Here we go. Accordo economico trovato con l'West Ham e col giocatore. Il centrocampista argentino arriverà a parametro zero e svolgerà le visite mediche e firma entro domenica. Diciamo che in questi giorni stanno arrivando molti Here devo dire. Poi, come ultima notizia, e poi direi di chiudere qui col video, anzi no, ce ne stanno altre due o tre, scusatemi. Diciamo come ultimo Enrico del video, Yash Asprila, scusate la pronuncia, tu Galatasaray. Here we go. Accordo trovato tra Gala ed il Girona, prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. L'acquisto finale, in teoria, se tutto si concretizza, sarebbe di 23 più 1 di bonus.
Poi è ufficiale Tommaso Baldanzi, il nuovo giocatore del Genoa. Poi il Torino è sempre più vicino al centrocampista del Tottenham, classe 2008, quindi ha quanti anni ha? Questo 18 anni, quest'anno fa 18 anni. Ah, beh, 17-18 anni, se i miei calcoli non sono sbagliati, del Tottenham Olusesi. L'Urigo sarà sancito entro la settimana prossima. Come ultima notizia, è ufficiale che Fredrik Guilbert, scusate per la pronuncia, fatemi sapere se si pronuncia così, io avevo detto come si legge, cioè come si scrive, ha deciso di rescindere il contatto con Lecce. Le due parti si sono sentite e hanno deciso ehm, di rescindere il contatto. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale che è fondamentale, lasciate un bel like e per tutte le notizie del calciomercato venite sul gruppo Telegram, va giù, ciao!